Grandi aspettative aveva suscitato la legge 81 del 2017, lo Statuto del lavoro autonomo. Non ha certamente aiutato il cambio di governo, il cambio di legislatura, la legge è rimasta sostanzialmente a metà, ma comunque ci consegna un'idea del lavoro autonomo che non rappresenta la ricchezza e la modernità del lavorare autonomo. Una legge che parla di tutela del lavoro autonomo sicuramente riesce a intercettare bisogni della base, esigenze e insicurezze, ma non a costruire quelli che sono invece i grandi temi della rappresentanza del lavoro autonomo e della promozione del lavoro autonomo. In particolare in questa prospettiva credo che sia stagione per recuperare i valori, i principi di impostazione della legge 4 del 2013, che puntava a valorizzare, potenziare e sostenere il professionista dentro il mercato con logiche di più aperta concorrenza, ma per escludere i finti professionisti di basso apporto tecnico e tecnologico, e per fare invece entrare da rappresentanza come protagonista dei mestieri e professioni attraverso sistemi di attestazione, di certificazione delle competenze. Il futuro del lavoro autonomo è nella professionalità, è nel riempire di contenuti e di qualità il valore della prestazione a fronte di cambiamenti tecnologici che renderanno sempre più competitivo il mercato, dove i provider potranno disintermediare il professionista. Quindi la legge 81 da questo punto di vista si è rivelata una legge ancora pensata per il Novecento industriale, con una forte separazione fra lavoro autonomo e lavoro dipendente. Il futuro del lavoro non distingue per tipologia contrattuale, ma costruisce tutele per la persona, opportunità per la persona, che è chiamata a varie transizioni occupazionali, quindi recuperare il valore del lavoro autonomo professionale attraverso la parola professionalità, che è la qualità, la competenza, la certificazione del valore creato.